La Truvini è stata la prima azienda che ha costruito gli estrattori e molti estrattori in commercio montano motore Cummins. Intanto questo è un prodotto coreano. Ok. Ha 10 anni di garanzia sul motore, siamo al top di gamma, sia come motore che come materiali proprio con cui vanno a contatto gli alimenti, che è una cosa molto importante. Sì. Quindi non c'è niente di tossico. La differenza tra una centrifuga e un estrattore è il sistema di estrazione proprio e la velocità. La centrifuga viaggia a velocità molto elevata e estrae proprio per centrifugazione. Quindi all'interno di una centrifuga arriviamo a una temperatura che può arrivare anche a 80 gradi e di conseguenza va a bruciare le vitamine e tutti quanti i nutrimenti che possono essere degli ortaggi o della frutta. Questo invece, l'estrazione a bassa velocità, è un'estrazione a freddo, come se fosse per esempio la macina dell'olio d'oliva. Quindi non vengono bruciate le vitamine. E a freddo è più buono. Esatto, è molto più buono, non c'è ossidazione e ovviamente manteniamo intatti tutti quanti i nutrimenti dei prodotti. E l'estrazione avviene non per velocità ma per schiacciamento, cioè all'interno c'è una vite senza fine, che è quella nera che vedete lì, che si può sentire anche molto pesante e che va a comprimere il prodotto lungo le pareti del filtro e di conseguenza lo schiaccia, quindi non è proprio la centrifugazione ma è uno schiacciamento. Quindi dentro la verdura e ti fai già la crema davanti a crudo, la intipidisci un pochino, se vuoi mangiarla leggermente intipidita non l'hai fatta bollire, hai comunque una crema praticamente cruda che non ti intipidita, ma anche se uno vuole farsi adesso per l'estate appunto, che so, la crema di zucchine, no? Sì, ok. Si mette sempre nel filtro quello più largo, proviamo sempre il discorso di una mela per vedere la differenza, che così abbiamo il contrario, per avere la differenza. Metto la zucchina con il filtro più largo, già mi viene fuori più densa, quindi ho già una sorta di crema che al limite me la vado a intiepidire un pochino, poi ci aggiungo il sale e un filo di olio e allora la crema di zucchine senza averla fatta bollire. Questo vedete che proprio è più densa, più cremosa, è più crema. Cioè questa è la mela usata con un altro filtro? Sì, filtro sì, più grosso. Sì. Basta semplicemente inserire dell'acqua, farlo funzionare e poi abbiamo un lavaggio veloce. Quindi lo si fa girare un po'. Poi si apre e si fa uscire l'acqua. In questo modo le parti, il grosso viene eliminato.